Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità, con Antonino Danna. Questo che state ascoltando è un audio ASMR offerto per voi da Aria Fritta. Ascoltate la pioggia che cade nel pineto. Ascoltate ancora il graffio sul microfono che si fa sentire. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità, con Antonino Danna. Se volete ascoltare altri audio ASMR, collegatevi a Dimensione Panza 80 su YouTube. Iran, si apre la corsa alla successione, favorite il comandante dei paracadutisti. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa naturalmente è la puntata di oggi, signore e signori, mercoledì 22 di maggio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dei semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. A proposito, ma siete andati a vedere il nuovo sito della radio? Radiolibertà.net, controllate, fatevi vivi, guardate un bellissimo sito con tutte le ultime news direttamente dal mondo di Radio Libertà. Salutiamo Gianni Macheda, che ringrazio per il Macheda del giorno, salutiamo e ringraziamo anche il compare, l'ideologo della nostra trasmissione, nonché il più calabrese tra i belli e il più bello tra i calabresi. Oggi è anche Santa Rita da Cascia, ma che volete di più dalla vita? E allora noi cominciamo subito la nostra trasmissione con un pezzo del 1979 di El Pasador, ladies and gentlemen, Kilimanjaro, e andiamo!
eternidad. El África dentro de mí. El África que habla por mí. Caminar y soñar Carabali. Un amor que sana solo por mí. El África dentro de mí. El África que habla por mí. Con la noche vendrá Carabali. Una niña vendrá de eternidad. El África dentro de mí. El África que habla por mí. E allora l'anno era il 1979, questo era naturalmente El Pasador con Kilimanjaro, che a sua volta è stata la sigla dell'edizione di quell'anno della Sberla con Gianfranco D'Angelo, Gianni Magni e Daniela Poggi. Or dunque noi apriamo la nostra pagina vaticana. Finalmente la grande confusione è finita e mi dispiace per chi ci aveva creduto, cominciando da Giuseppe Severnini, detto Beppe. Attualità, Papa Francesco, parità di genere Vaticano, sono su open.it, openonline.it. Papa Francesco frena l'idea del diaconato aperto alle donne, sono di grande servizio per la Chiesa, ma non come ministri. Papa Francesco chiude ancora una volta le porte alla possibilità che le donne possano essere ordinate diacono. In un'intervista alla CBS il pontefice ha escluso del tutto questa eventualità. Se si tratta di diaconi con gli ordini sacri, no, ha risposto senza esitazioni Papa Francesco alla domanda della giornalista. Ma le donne hanno sempre avuto, direi, la funzione di diaconesse senza essere diaconi, giusto? Ha poi aggiunto il pontefice. Secondo Francesco le donne sono di grande servizio alla Chiesa Cattolica, ma proprio in quanto donne non, ha precisato il pontefice, come ministri. Le donne, ha poi continuato Bergoglio, sono più coraggiose degli uomini e sanno come proteggere meglio la vita. Eppure far spazio alle donne nella Chiesa non significa dar loro un ministero. E con questo abbiamo fatto il giro di Peppe per affermare una cosa che sa qualsiasi studente di diritto canonico che non voglia farsi bocciare o farsi deridere dalla commissione all'esame all'università. Molto semplicemente, la confusione è sulla parola diacono, diaconessa. Le diaconesse nella Chiesa Cattolica primitiva c'erano, ma non avevano il sacramento dell'ordine. Chi erano? Erano delle vedove, o comunque oggi diremmo delle single di buoni costumi rimaste vergini, le quali avevano il compito prevalentemente, sapete cosa? Siccome il battesimo si faceva per immersione, per evitare che le donne, una volta battezzate, dovessero uscire fuori tipo concorso di Miss Maglietta Bagnata, allora c'erano le diaconesse che si occupavano di asciugarle e di rivestirle. Pensate, questo era il loro principale compito, assieme a quello di dare aiuto alla comunità. Tutte le fonti che sono giunte fino a noi dicono che le diaconesse non avessero il sacramento dell'ordine, tranne una soltanto in Oriente che dice il contrario, ma la prevalenza dice di no. E resta un fatto:
La Chiesa Cattolica, come ha insegnato San Giovanni Paolo II, e questo appartiene al deposito della fede, quindi è qualcosa che la Chiesa non potrà mai cambiare. La Chiesa Cattolica non può conferire il sacramento dell'ordine in nessun grado alle donne, perché semplicemente Cristo non gliene ha dato il potere. Va bene? Non c'è più rispetto neanche tra di noi, il silenzio